Siamo con Sara Nervo, seconda Miss Italia, Miss Veneto e madrina di questa bella manifestazione. Che esperienza è stata quella di Miss Italia? Una bella esperienza che mi ha arricchito e mi ha fatto crescere. La mia prima esperienza nel settore della bellezza, della moda, e devo dire che sono rimasta veramente contenta di averla fatta. Stai lavorando a qualcosa? Ti stai preparando a qualcosa? Beh sì, per un anno lavorerò con Bella avendo vinto la fascia e poi ho delle proposte, quindi cerco di prenderle con determinazione e vedere cosa mi viene proposto. Che consiglio ti senti di dare alle ragazze che settimanalmente provano a diventare Miss? Beh, secondo me Miss Italia è un bel trampolino, una bella vetrina, ma ci vuole sempre la testa sulle spalle e cercare di presentarsi per quelle che si è. Io infatti penso, sono arrivata lontana, ma la soddisfazione più grande è essermi presentata per quella che sono ed essere arrivata lì proprio per questo. Sentirsi apprezzati è la cosa più bella. E a quelle persone invece che criticano i concorsi come Miss Italia? Ognuno ha il proprio pensiero, sta nel buon senso della persona, nell'educazione alla fine. Io mi terrei per me le critiche, ma non parlo solo di Miss Italia, dico in generale. Hai un sogno nel cassetto? Sogno nel cassetto? Sì, è in realtà una cosa un po' semplice e banale. Io spero di poter avere una bella famiglia un giorno come quella che ho. E questo. E il tuo rapporto con il radicchio? È buono, lo mangio, mamma mia. Sì, infatti ho mangiato volentieri anche il riso che è stato preparato dai cuochi, veramente buono. Ecco, allora concludiamo, visto che siamo vicini a Natale, con un tuo augurio agli ascoltatori di Televenezia e agli abitanti qua di Martellago e non solo. Certo, io auguro buone feste a tutti e un felice Natale e tanta salute. E allora cosa ne pensa di questa Miss? Bellissima, giovane, bella e intelligente anche. Ciao!